Il fatto per le modalità con cui è stato consumato ha destato certamente un allarme non trascurabile. L'impegno dell'Arma, certo dal punto di vista investigativo, diretta alla Procura della Repubblica di Treviso, e certamente stiamo impiegando le migliori risorse per cercare di ricostruire la dinamica e cercare di individuare gli autori. Niente sarà lasciato al caso, assicura il comandante provinciale dei Carabinieri, nelle ore in cui si fanno serratissime le indagini sulla notte di follia vissuta in Feltrina, la spaccata al negozio di profumi del centro Liper di Castagnole, perpetrata con mezzi rubati alla vicina azienda edile Martini, mezzi usati sia per bloccare la strada al momento del colpo, sia per la fuga, culminata con lo scontro alle 5:30 del mattino tra un daily abbandonato e un treno regionale fortunatamente senza passeggeri a bordo, poco distante dalle rotaie sulla strada sterrata anche un pesante ramo, forse tagliato appositamente dalla banda. Almeno 7-8 gli uomini entrati in azione che potrebbero essere indagati, come filtra dalla procura, non solo per furto aggravato ma anche per l'ipotesi specifica di attentato alla sicurezza dei trasporti. Il furgoncino travolto dal treno, peraltro come vi avevamo riferito, sembra fosse stato ancorato con delle corde, anch'esse rubate ai binari. Su questo però stiamo facendo ancora ulteriori approfondimenti che sono con l'autorità giudiziaria per specificare meglio le motivazioni. Quel tratto ferroviario fra l'altro fino al giorno prima era chiuso, ci sono ancora degli approfondimenti. Quello che è certo è che i mezzi usati per il colpo, 2 camion, il daily distrutto sui binari e il fiorino diventato ariete nella spaccata, sono sotto sequestro e che accurati esami dattiloscopici sono in corso, così come si scandagliano i sistemi della videosorveglianza di tutta l'area. Viviamo in una provincia dove ci sono tante risorse che vengono messe a disposizione che aiutano certamente l'operato delle forze di polizia anche dal punto di vista investigativo e repressivo. Il momento è delicato, lo stesso Ribaudo scatta una fotografia precisa citando l'assalto in villa a Chiarano in pieno giorno e con un 19enne in casa, l'allarme alle 10:33, l'arrivo delle pattuglie alle 10:39 con relativo concitato inseguimento. Sicuramente ci sono più bande, l'abbiamo affrontato tante volte questo argomento, i mesi di novembre e dicembre sono caratterizzate da una maggiore incidenza dei fenomeni predatori, lo sono sul territorio della provincia, lo sono sull'intero territorio nazionale, soprattutto nel nord del paese. L'intervento di ieri a Chiarano è la dimostrazione di un presidio che cerca di fare un intervento immediato, siamo intervenuti in pochissimi secondi alla chiamata e comunque abbiamo evitato che il reato fosse protratto da ulteriori conseguenze. Insomma, si è evitato il peggio, dice il colonnello, che si rivolge anche alla cittadinanza sul tema sempre infuocato della certezza della pena. Non manchiamo occasione per assicurare alle persone che le conseguenze dell'esercizio dell'azione penale sono certe e arrivano sempre e quindi nulla è vano dell'operato né delle forze di polizia né tantomeno dei tanti cittadini